Seconda corsa dall'Arcoveso, confronto riservato ai gentleman, 1660 i metri da percorrere. Rob Mabel, Vesnadaghi, Snake Gar, Victor Polezzi, Urla del Vento, Oktoberfest in prima fila, Urian Horse, Pickering, Naldo Benalli in seconda. I favori in chiusura, almeno al totalizzatore, sono per Oktoberfest, mentre a quota fissa sono nettamente per Urian Horse. Macchina che accelera, partiti in questo momento con Oktoberfest che si lancia subito veloce ma trova Snake Gar pronto a replicare, conquistando il comando. Oktoberfest all'esterno si accoda poi in seconda posizione davanti a Victor Polezzi, più indietro c'è Rob Mabel, via via gli altri. Primi 200 in 15:1. Con leader dunque Snake Gar. Oktoberfest si è accodato in seconda posizione, poi Victor Polezzi davanti a Rob Mabel, mentre all'esterno c'è la progressione di Urla del Vento. 400 iniziali completati in 31:1. Terza ruota invece per Vesnadaghi, mentre al suo interno viaggia Naldo Benal, seguito a sua volta da Urian Horse. Insiste Vesnadaghi in terza ruota, 47,5 il passaggio ai 600 con Snake Gar che si mantiene in vantaggio. In seconda posizione sempre Oktoberfest, mentre c'è la terza ruota ora di Urian Horse che sopravanza Vesnadaghi e tenta l'aggancio con Snake Gar. 1,3,2 il passaggio agli 800, in vantaggio sempre Snake Gar, ma Urian Horse viene cattivo. I due si distaccano avanti a Oktoberfest. Il chilometro vede Urian Horse in vantaggio, 1,18,3. Intanto in terza posizione è passato Urla del Vento e ora anticipa la risalita di Naldo Benal, mentre Urian Horse ha preso vantaggio sulla curva conclusiva. Naldo Benal viene via deciso in terza ruota, ha superato anche Urla del Vento, mentre anche Pickering cerca di fare l'arrivo, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Urian Horse in vantaggio, Naldo Benal sulle sue tracce. Urian Horse a 100 dalla conclusione, avvicinato da Naldo Benal, ma ancora buon margine di vantaggio e viene a chiudere facile vincitore su Naldo Benal. Al terzo chiude bene Victor Polezzi che piega nettamente Pickering, 1,16,8, 36 a chiudere. Primo piano per Urian Horse e Patrick Romano, 3,24 la quota al totalizzatore. Sfonda dopo meno di un chilometro Urian Horse e poi controlla il bel finale di Naldo Benal. Conferma la ottima impressione lasciata all'ultima uscita e oggi migliora ancora la prestazione, cogliendo la vittoria. Urian Horse, Patrick Romano, training di Adrian Gioni, la quota di 3,24, mentre a quota fissa era 2,30.